molto dolore, perché è impegnativo chiedere al popolo di non partecipare alle messe, di non trovarsi insieme per la celebrazione dei sacramenti, però è quello che al momento serve per il bene di tutti, per la salute. Decisioni gravi e dolorose, definiscono i vescovi del Veneto le disposizioni, prolungate al momento fino all'8 marzo, che sospendono la celebrazione delle messe, compresi i sacramenti come battesimi, comunioni e cresime. È una situazione che ci addolora me come vescovo. Ci siamo incontrati a lungo con i vescovi, con i vicari delle diocesi del Veneto per capire cosa fare, ma ci sono delle indicazioni molto chiare. Ci viene chiesto di partecipare alla cura per il bene comune, per la salute. Gli assembramenti, ci dicono gli esperti e le autorità, vanno evitati per evitare la diffusione del contagio, e questa è la scelta che abbiamo fatto responsabilmente in collaborazione con le autorità. Non sono state scelte facili quelle comunicate nelle scorse ore dai vescovi, basti pensare a un provvedimento come la sospensione dei funerali. Non lo facciamo volentieri, non è a cuor leggero, ma è una responsabilità che riteniamo giusta. Sospesi il catechismo, la benedizione delle case, sagre e feste parrocchiali, quanto a comunioni e cresime, verranno recuperate appena la fase critica sarà passata. Noi adesso abbiamo dato le indicazioni perché le abbiamo ricevute fino a domenica prossima. Successivamente vedremo cosa le autorità penseranno giusto indicare per il bene di tutti, e vedremo di scalare. Questo è un momento particolare, è un momento in cui dobbiamo prendere le cose come vengono, un po' alla volta. Appena sapremo quando potremo ritrovarci, rivedremo i calendari, ritroveremo le disponibilità e faremo in modo che la vita della nostra comunità possa svolgersi nel modo più normale e gioioso possibile.